E amici di Bella Sicilia, buona domenica da questo borgo siciliano. Siamo nelle Madonie e questa è l'infiorata di Castelbuono, appena ultimata. I maestri infioratori hanno lavorato per buone ore della notte appena trascorsa ed ecco qui questo grande capolavoro. Ci siamo, finalmente l'infiorata è ultimata. Johnny, allora questo è lo spettacolo che riusciamo ad ammirare in questi giorni qui a Castelbuono. Hanno lavorato tutta la notte molti infioratori? Sì, hanno lavorato per tutta la notte, fino alle prime ore dell'alba di domenica, migliaia e migliaia di turisti, abbiamo già avuto tantissimi turisti, tantissime presenze, nel pomeriggio arriveranno altri pullman, ci sarà l'inaugurazione alle 18 e poi alle 19 accoglieremo le sacre reliquie di San Francesco d'Assisi, portate direttamente dalla Basilica Papale di Assisi. Allora, chi è nelle vicinanze può raggiungerci in tutta la giornata di oggi, ma l'infiorata di Castelbuono continua anche nei prossimi giorni. Sì, potete ammirare l'infiorata fino al giorno 3. Il 4 verrà smontata, quindi approfittatene per godere di questo meraviglioso spettacolo realizzato dai maestri infioratori di Castelbuono, di Noto e di San Pierniceto e di tutte le scolaresche di Castelbuono e Cefalù. Intanto l'infiorata di Castelbuono diventa maggiorenne. Sì, sono 18 anni, ma in effetti sono 20 perché ci siamo fermati 2 anni per il Covid. Comunque 18 anni di sacrifici, di arte, di passione che ci hanno accomunato in questo fantastico progetto. Allora, buona domenica, grazie Johnny. L'associazione Promo Madonie Sicilia organizza ogni anno questo evento, ma già possiamo darvi anche appuntamento nel mese di ottobre con il Funghi Fest, un altro evento che curi tu personalmente con l'associazione. Sì, un altro evento che quest'anno segna la 20ª edizione e quindi ci aspetta con tantissime novità e tante sorprese. Grazie Johnny, allora Grazie a voi. vi rinnoviamo l'invito di venirci a trovare qui. Noi saremo tutta la giornata con le telecamere di Bella Sicilia, Onda TV, per raccontarvi anche il momento ufficiale dell'inaugurazione e poi dell'arrivo delle reliquie. Fa un po' caldo, dai, però non vi scoraggiate, ne vale la pena visitare questo borgo e poi l'infiorata. C'è tanto lavoro dietro, vi abbiamo raccontato già alcuni momenti ieri sera e anche nel cuore della notte con l'arrivo dei fiori e poi la loro collocazione. Hanno lavorato in tanti per rendere possibile tutto ciò. Seguiteci, vi mostriamo velocemente questo lungo tappeto floreale, realizzato non solo con i fiori ma anche tanti altri materiali. Guardate che spettacolo, e poi in questa cornice. Ciao Antonella, ciao Salvatore, ciao Gaetano, ecco, fateci sapere da dove ci state guardando. Noi adesso vi mostriamo tutto il tappeto e poi da là sotto possiamo vedere una panoramica d'insieme di questa 18ª edizione dell'infiorata. Siamo a Castelbuono, in provincia di Palermo, nelle Madonie. Oggi il nostro team è anche ad Caralifusi per Nebro di Gusto, ma anche a Longi per un altro evento alla scoperta del territorio con trekking e tante altre iniziative. Se ci sono eventi in Sicilia che meritano di essere attenzionati, scriveteci pure, contattateci, il numero lo trovate in pagina e cercheremo di essere presenti per raccontare al mondo, ai nostri milioni di follower, siete in tanti davvero e noi vi ringraziamo tutti i giorni, di raccontarvi la Sicilia che vive, la Sicilia che merita di essere visitata. E guardate qui altri lavori realizzati con tanta passione, con tanta arte. E stiamo per arrivare nella parte iniziale dell'infiorata, da lì possiamo mostrarvi una panoramica di tutto il tappeto che per diversi giorni andrà ad impreziosire ulteriormente questo borgo. Come dicevamo, 18ª edizione dedicata a San Francesco d'Assisi nel 800° della sua morte.
Ecco, stiamo per arrivare qui nella parte iniziale e vi mostreremo quindi tutto il tappeto. Intanto lì ancora il cuore del borgo e qui l'occasione per scattare un selfie e guardate lo spettacolo da qui. Questa è l'Infiorata di Castelbuono, 18ª edizione, dedicata a San Francesco d'Assisi. Condividete il video, fateci sapere da dove ci state guardando e naturalmente vi mandiamo ancora un caro saluto da questa bellissima cittadina della Sicilia che vi invitiamo a visitare. Qui vicino ci sono poi anche tanti altri borghi, c'è Geracisicolo, uno dei comuni del circuito turistico Bella Sicilia, c'è Gangi, un altro comune del nostro circuito, c'è Petralia Soprana, anche questo un borgo da scoprire, un borgo che fa parte del circuito turistico Bella Sicilia e noi vi mandiamo un caloroso abbraccio. Seguiteci in pagina perché ci saranno altri contenuti, altri video sempre dedicati all'Infiorata di Castelbuono. Aspetta! Anche questo è vuoto? Sentiamo della musica, vediamo da dove arriva il gruppo. Ecco qui anche stand. Ecco un gruppo folk della nostra bellissima isola. Salutiamo tutti gli amici che sono ancora collegati con noi e li invitiamo a venire qui a Castelbuono. Buona domenica ancora da Castelbuono, Infiorata, 18ª edizione dedicata a San Francesco d'Assisi.